Questa è la storia dei saccheggi e delle distruzioni napoleoniche nel Veneto. Nel 1796 le truppe francesi di Napoleone Bonaparte, impegnate nella campagna d'Italia contro l'Austria, entrano in Veneto. La Repubblica di Venezia si era dichiarata neutrale, ma Napoleone con un pretesto politico l'accusa di ostilità, occupandola in poco tempo. Il 12 maggio 1797 il Maggior Consiglio vota lo scioglimento della Repubblica e consegna il potere ai francesi. Pochi mesi dopo, col Trattato di Campoformio, Napoleone cede Venezia e i suoi territori all'Austria, ma prima di farlo il Veneto venne spogliato di immense ricchezze artistiche, culturali e materiali. I commissari napoleonici, guidati da esperti d'arte come Vivian Denon, prelevano centinaia di capolavori da chiese, monasteri e palazzi veneziani. Tra questi opere di Tiziano, Tintoretto, Bellini, Veronese, Carpaccio e di molti altri maestri. La perdita più celebre è quella delle Nozze di Cana di Paolo Veronese, capolavoro del Rinascimento veneziano prelevato dal refettorio del monastero di San Giorgio Maggiore e trasportato a Parigi, dove ancora oggi è esposto al Museo del Louvre. Vengono presi libri di valore, anche antichi, provenienti dalla Biblioteca Marciana e da molti monasteri. Dall'arsenale si asportano cannoni, armi e materiali navali e la flotta veneziana, un tempo orgoglio del dominio marittimo, viene distrutta o dispersa, mentre oro, argento e bronzi di chiese e palazzi vengono fusi e inviati in Francia. Molti leoni di San Marco, che per secoli hanno rappresentato l'autorità della Repubblica, scolpiti su portali, piazze e fortificazioni, vengono decapitati o abbattuti. Napoleone, dopo aver sconfitto di nuovo gli austriaci, nel 1806 torna a dominare il Veneto. Più di 200 tra chiese e monasteri vengono soppressi, spesso trasformati in caserme e magazzini o distrutti. Dopo la caduta di Napoleone e il congresso di Vienna del 1815, alcune opere sono state restituite al Veneto, altre sono state date alla Pinacoteca Brera di Milano, altre ancora sono in Francia o sparpagliate in giro per il mondo, ma molte sono andate perdute per sempre.